Prepariamo il gâteau di patate, o detto alla napoletana il gâteau di patate, proprio con 2 T e con l'accento sulla O, quindi non il gâteau francese, ma il gâteau napoletano. Prepariamo lo sformato di patate più buono che ci sia, perfetto perché è una cena che si prepara in pochissimo tempo e soprattutto che potete preparare in anticipo, e viene comunque servito anche come piatto unico, vista la sua grande ricchezza di ingredienti. Solitamente viene farcito con salumi e formaggi, proprio la ricetta come la facciamo adesso noi, quella tradizionale, ma potete benissimo assecondare i vostri gusti facendone una versione vegetariana, ad esempio, dove andate a sostituire i salumi con magari dei broccoletti che avete stufato e poi saltato un pochino in padella, oppure una versione insomma che possa assecondare appunto le vostre esigenze. Non vi piacciono i formaggi, avete problemi di intolleranza al lattosio, qualunque cosa essa sia, sostituite i formaggi con altro. Per questa ricetta ci servono ovviamente le patate, chiaro, sono proprio l'ingrediente principale della nostra ricetta. Sono patate che ho lessato, io le ho lessate per una mezz'oretta circa e vado a schiacciarle, quindi ne metto metà alla volta nel mio schiacciapatate perché sono belle grandi, quindi le taglio comunque a metà e le vado a schiacciare. Devo ricavare tutta la purea con le patate e la metto chiaramente all'interno della ciotola. Purea di patate raccolta all'interno della ciotola. Dobbiamo aggiungere gli ingredienti che andranno a caratterizzare il nostro gâteau. Quali sono? Prima di tutto ci vogliono le uova, poiché questo è uno sformato. Uno sformato è una preparazione che può essere sformata, quindi tolta dallo stampo in cui si trova, e resta praticamente così com'è, no? Non si scompone, non si allarga, resta in forma. Quindi sicuramente ci vogliono le uova, perché le uova sono dei leganti. Vado ad aggiungere gli altri ingredienti, che sono parmigiano, un pochino di latte, se è molto asciutto l'impasto ce lo possiamo mettere, non esageriamo per non averlo troppo morbido, perché se poi l'impasto è troppo morbido sarà un po' più complicato dopo avere la fetta stabile. Pensate che io alle volte lo faccio e il latte non ne metto proprio, zero, perché appunto dipende molto dalle patate che stiamo utilizzando. Andiamo ad aggiungere il sale, ovviamente, sempre senza esagerare perché comunque abbiamo formaggi e salumi. Pepe, anche qui mi raccomando, utilizzate quanto ne preferite, ne ho messo proprio un velo, neanche un velo, perché vado ad aggiungere la noce moscata, che invece ha un profumo eccezionale insieme alle patate e secondo me ci sta veramente bene. Un'altra bella mescolata a tutto. Adesso che abbiamo messo tutti gli ingredienti che servono per formare la struttura del nostro gâteau, andiamo ad aggiungere gli ingredienti di farcitura. Il prosciutto cotto, in questo caso lo metto a cubetti, io spesso e volentieri lo utilizzo anche quello a fette tagliato, no? Quasi tritato, perché anche mi piace, secondo me è diverso il cubetto e quella a fetta, mi piacciono entrambi. Nel gâteau mi piace molto anche la fetta tritata, è come se si distribuisse ancora di più. Molte ricette napoletane del gâteau prevedono anche la mortadella, per esempio. Meno ricette del gâteau napoletano rispetto a quella che è più o meno la tradizione prevedono invece l'utilizzo di salumi forti, come proprio del salame ad esempio. Poi provola e mozzarella, entrambe sono fresche, ma entrambe sono di quelle proprio asciutte, altrimenti andrebbero a rilasciare troppa acqua all'interno del nostro impasto. L'impasto del gâteau è pronto, ora non dobbiamo fare altro che prendere una teglia che ho imburrato e rivestito con il pangrattato e vado a mettere l'impasto del mio gâteau all'interno della teglia. Mi aiuto con un cucchiaio. Devo schiacciarlo perché deve venire poi abbastanza compatto, perciò dicevo, poi insomma si taglia, in effetti si taglia proprio. Andiamo a livellare. Possiamo andare a
Spolverizzare la superficie con poco pan grattato e completiamo con qualche fiocchetto di burro. E poi il fiocchetto di burro rende la superficie un po' più croccantina, un po' più buona, insomma è un'altra cosa. Il mio gatto è pronto e adesso lo vado ad infornare in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 30-40 minuti. Deve diventare anche un po' gratinato sopra, quindi volendo negli ultimi minuti di cottura potete passare alla modalità grill. Ed ora che il nostro gatto è pronto non ci resta che assaggiarlo. Sfornatelo, lasciatelo intipidire bene e vedete come regge bene al taglio. Assaggio anche per voi. È ancora filante, molto filante direi. Uno spettacolo. Mamma mia che buono! Visto che è bello ancora filante, per questo vi dicevo, a me piace intiepidito ma poi ancora con il formaggio filante. E allora che dite? Non vi ho incuriositi con questa ricetta? Provatela, fatemi sapere cosa ne pensate. E se vi è piaciuta questa ricetta iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove ricette in uscita. Io vi do appuntamento alla prossima ricetta. Ciao e buona preparazione di gatto a tutti!